E andiamo a presentare questa quinta corsa del convegno, corsa Tris Quartè Quintè, premio commerciale Adriatica MNT, dotazione di 12.100 euro per questi 14 cavalli che andiamo a leggere per lo schieramento iniziale. È una corsa sul miglio dietro l'autostart e andiamo appunto a vedere le file che si compongono, che saranno ben 3. Con il numero 1 Flamenco Atri con Carmine Piscuoglio, con il numero 2 Fashion Cup e Riccardo Pezzattini, il numero 3 Esedra Cub con Vittorio Miniero, il 4 Frullino Maurizio Cheli, il 5 Ello di Filippo Monti, il 6 a chiudere la prima fila Fiamma BFC con Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. La seconda fila si compone del numero 7 Elsa Rossinelli, il numero è guidata da Giuseppe De Filippis, il numero 8 Fanny Doltruia con Davide Cangiano, il numero 9 Flica Pal Ferm con Mattia Spanò, 10 Eclisse di Casei con Salvatore Valentino, l'11 Emistecca con Luciano Messineo e il 12 Heller Par con Federico Esposito a sostituire Lorenzo Talpo Junior. Ed infine il 13 Fuoco degli Dei Marco Stefani, 14 Epico dell'Est Marcello Di Nicola chiude il campo. Il più appoggiato in questo momento sono Heller Par e Fuoco degli Dei. Andiamo a vedere cosa succede. La macchina accelera, si chiudono le ali e ora si parte. Il più veloce di tutti è Elodie che prende la testa in un amen. Nessuno di quelli con i numeri più bassi è riuscito a contenerla. Numero 10 Eclisse di Casei, viene squalificata Eclisse di Casei, ma la notizia 11 è anche Emistecca perde il trotto e viene squalificato. Quindi Elodie davanti. Flamenco Adri squalificato. Numero 6, anche Flamengo Adri e anche Fiamma BFC vengono eliminate dalla corsa. Adesso c'è una serie di cavalli che si lanciano su Elodie che cercano di prendere la prima posizione e Elodie sembra contenta di comunque di concedere il pass a chi è arrivato da dietro, che in questo momento lo vediamo il numero 12 di Heller Par. Quindi Federico Esposito ha fatto una mossa assolutamente vincente, dopo 500 metri è davanti a tutti, 500 metri che diventano 600 con 44,3 di parziale, è 29,5 il parziale della curva e diciamo che Heller Par ha già fatto tantissimo per quello che è lo sviluppo della corsa. Seconda posizione per Elodie, poi abbiamo al suo esterno il numero 4 di Frullino e alla corda invece abbiamo Fashion Cup con la sua destra Esedra Cub e poi Epico dell'Est che sta incominciando ad arrivare. 800 metri in poco meno di un minuto e ci avviciniamo adesso al chilometro, quando sempre più velocemente Federico Esposito prova a richiamare all'azione il suo Heller Par, ma arriva Epico dell'Est 1.14.6 la media chilometrica, va sulle tracce, va alla caccia di Heller Par che ora si fa avvicinare. Quando arriviamo agli ultimi 400 metri di corsa è 14 la frazione della scuderia. Attenzione, si vola e si entra nella curva con 2 cavalli davanti a tutti e qualcuno che prova ad inseguire, ma guardiamo Epico dell'Est e guardiamo Heller Par che ora chiudono la curva con un altro parziale eclatante, 14,4, se la giocheranno probabilmente loro due davanti a tutti. Heller Par e Federico Esposito, arriva Marcello Di Nicola, Epico dell'Est, è un testa a testa appassionante, dietro di loro c'è Fuoco degli Dei, ma è un arrivo sul palo, probabilmente ancora inseparabili, ci sarà bisogno della fotografia. Arrivo appassionante tra Heller Par che ha provato a difendere tutti i centimetri che aveva e poi abbiamo dal suo esterno che è arrivato Epico dell'Est con Marcello De Nicole. Andiamo a vedere se si riesce con lo slow motion a capire chi se l'è portata a casa. È molto stretta, davvero tanto stretta, forse l'ha coperto completamente. Terzo posto per il numero 13 Fuoco degli Dei, al quarto il numero 7 Elsa Rossinelli, al quinto posto il numero 8 Fan Idol Truia. Quindi questo è l'ordine d'arrivo per un 2-1-4 finale complessivo per questi 1600 metri di questa quinta corsa, e il cui ordine d'arrivo sarà ovviamente sub iudice per questa fotografia che proviamo ancora a decriptare. Probabilmente, e dico probabilmente, forse è strettissima e quindi non mi sbilancio, quindi o 14-12 o 12-14, sicuramente 13 al terzo posto, 7 al quarto e 8 al quinto.